Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati coloro che piangono, perché saranno consolati. Beati i miti, perché possederanno la terra. Beati gli affamati, gli assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli artefici di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e diranno ogni male contro di voi, mentendo per causa mia. Godete ed esultate, perché grande è la ricompensa vostra nei cieli. Così perseguitarono i profeti che vi precedettero. Chi tra voi, se il figlio gli chiederà pane, gli darà un sasso? O se gli chiederà un pesce, gli darà forse un serpente? E se dunque voi, pur essendo cattivi, sapete dar cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Fate dunque agli altri tutto quello che volete che gli altri facciano a voi, perché questa è la legge dei profeti. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti. Non venni ad abolire, ma a perfezionare. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa scipito, con che gli renderà il sapore? Non serve ad altro che ad essere buttato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può stare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per riporla sotto il moggio, ma sul candelabro. Fa luce a tutti quelli che sono in casa. Non accumulate tesori su questa terra, dove tignola e ruggine corrodono e dove ladri sfondano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine corrodono e dove i ladri non sfondano e non rubano. Nessuno può servire a due padroni, perché o egli odierà l'uno e amerà l'altro, oppure all'uno si attaccherà e l'altro dispetterà. Voi non potete servire a Dio e al denaro. Quando fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, affinché la tua elemosina rimanga segreta, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà ricompensa. Udiste che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non resistere al malvagio. A chiunque ti schiaffeggi sulla guancia destra, porgi anche la sinistra. Udiste che fu detto amerai il prossimo tuo e odierai il tuo nemico. Io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, il quale fa sorgere il suo sole sopra i cattivi e sopra i buoni, e manda la sua pioggia sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Non giudicate se non volete essere giudicati. Con quel giudizio col quale giudicherete sarete giudicati, e con quella misura con la quale misurerete sarete misurati. Perché ti servi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre della trave che è nell'occhio tuo non t'accorgi? Pregando poi, non moltiplicate le parole a fior di labbra come i pagani. Essi credono con il loro molto parlare di essere ascoltati. Non vi rassomigliate dunque a loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno, prima che voi gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Perciò vi dico, non v'affannate per la vostra vita, che mangerete o che berrete, né per il vostro corpo, che cosa vestirete. Non vale forse la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Riguardate gli uccelli del cielo, che non seminano né mietono né radunano in granai, eppure il Padre vostro celeste non li nutre. E forse non valete voi più di loro. E poi, chi di voi, per quanto si affanni, può prolungare di un solo attimo la propria vita? E del vestire di che vi affannate? Osservate i gigli del campo, come essi crescono. Non s'affaticano né filano, eppure io vi dico che nemmeno Salomone in tutta la sua gloria fu mai rivestito come uno di questi. Se dunque l'erba del campo che oggi è e domani è gettata nel forno Dio riveste così, non rivestirà molto di più voi, gente di poca fede. Non v'affannate dunque dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Tutto ciò i pagani ricercano.
Padre vostro celeste sa che abbisognate di tutte queste cose. Cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non v'affannate dunque per il domani, perché il domani avrà le sue inquietudini. Basta a ciascun giorno la sua pena. Entrate per la porta stretta, perché larga la porta e spaziosa la strada che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto è stretta la porta e angusta la strada che conduce alla vita, e pochi quelli che la trovano. Io rendo lode a te, Padre, Signore del cielo e della terra, che nascondesti queste cose ai dotti e ai sapienti e le rivelasti ai semplici. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me tutti voi che siete stanchi e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete riposo alle anime vostre. Perché il mio gioco è soave e il mio carico leggero. Fanno quello che non è lecito fare il giorno di sabato. Non avete letto quel che fece Davide quando egli e quelli che erano con lui ebbero fame? Come entrò nella casa di Dio e mangiò i panni della proposizione, che né a lui né a quelli che erano con lui era lecito mangiare, ma ai sacerdoti soltanto. O non avete letto nella legge come di sabato i sacerdoti nel tempio infrangono il sabato, eppure non sono colpevoli? Ora io vi dico, vi è qui uno più grande del tempio. E se sapeste cosa significhi, io voglio misericordia, non sacrificio, non condannereste degli innocenti. Infatti il Figlio dell'uomo è il Signore del sabato. Guarire il giorno di sabato. Chi tra voi, avendo una sola pecora, se questa cade di sabato in una fossa, non la prende e la trae fuori? Vale molto di più un uomo che una pecora. Dunque è lecito fare del bene in giorno di sabato. Getta le tue stampelle. Non farlo sapere ad alcuno della tua guarigione, affinché si adempia ciò che è stato scritto dal profeta Isaia. Ecco il mio servo, che io ho scelto, il mio diletto, in cui si compiacque l'anima mia. E porrò il mio spirito sopra di lui e annunzierà alle nazioni la giustizia. Non disputerà né griderà, né udirà alcuno nelle piazze la sua voce. Non spezzerà la canna fessa né spegnerà il lucignolo fumigante, finché non abbia fatto trionfare la giustizia e nel nome di lui
Noi dobbiamo trovare il modo di farla morire.